in onda Potere al Popolo. Si torna in diretta da studio, buon mattino da Semivarin, 3 minuti dopo le 11, certo, seconda parte della nostra controinformazione chiamata Potere al Popolo, perché daremo potere ai vostri messaggi. Tanti, ma tanti ne sono arrivati al 340 6709 659. Io li leggerò tutti, ma tutti, promesso. E vuol dire che ho titillato bene, in rassegna stampa. Sono riuscito a provocarvi. Ma tra pochissimo parleremo di nostalgia, perché intervisteremo un organizzatore di eventi che ci fa rivivere gli anni 60, 70, 80. È in arrivo un festival musicale in quel di Gallarate, in provincia di Varese, ma raggiungibilissimo anche da Milano, venerdì 23 gennaio. Torneremo indietro nel tempo con la grande musica anni 60, 70, 80. Ce ne parlerà Gianfranco Mulas. Alle 11.30 i bacchettoni del lunedì. Matteo Orlando, direttore di informazionecattolica.it, ci racconterà i principali fatti di cui ha trattato questo sito. Ma prima ci tuffiamo immediatamente nel Qui Parlamento, linea ad Erika Stefani. Qui Parlamento. Grazie Presidente, grazie. Questa riforma, come altre riforme che sono state intraprese da questo governo, è una riforma che punta a deficientare alcune istituzioni e gli istituti stessi, così come si è fatto con la riforma della giustizia, con la separazione delle carriere, così come col tema del regionalismo differenziato. In che senso la riforma? Le riforme, quelle buone, sono quelle che portano l'azione e della pubblica amministrazione verso quello che è il vero obiettivo. La Corte dei Conti ha uno scopo, ha un compito, che è quello di controllare come vengono spesi i denari pubblici, come vengono utilizzati i denari pubblici. In quest'Aula già oggi è stato menzionato più volte, ma lo chiamo anch'io, lo ricordo anch'io. Quello è stato un intervento nel corso dell'insediamento del primo presidente della Corte dei Conti, ancora nel 1862. Qual è l'obiettivo della Corte dei Conti? L'esigenza di sostenere i ministri nel governare. Quindi la Corte dei Conti, differentemente da come viene anche intesa, ma non intesa solo dai cittadini, ma come è intesa dalla stessa magistratura contabile, deve essere votata a verificare che il denaro pubblico, che è sacro, non venga mai distratto da quello che è il suo obiettivo. Ma nel momento in cui occorre fare questo lavoro, non solo si necessita di indagini, di verifiche, ma occorre che la decisione della magistratura persegua principi di equilibrio, di buon senso, di saggezza e di senso pratico. E quindi la problematica riguarda qual è il corretto esercizio del potere della Corte dei Conti. L'esercizio del potere della Corte dei Conti non è solo ed esclusivamente quello di ricercare e condannare funzionari infedeli, ma deve aiutare la pubblica amministrazione a funzionare meglio. Allora ci si domanda se l'azione fortemente inquisitoria che è stata fatta, che è stata utilizzata da alcuna parte della Procura della Corte dei Conti, persegue effettivamente quell'obiettivo? La domanda potrebbe trovare una risposta quando si vede e si raffronta quante sono le condanne, il recupero del denaro rispetto a tutti i procedimenti aperti. E sorge la domanda, se tutti quei procedimenti sono nati perché ha sbagliato il funzionario, il politico, o perché ha sbagliato la stessa procura? Si è parlato anche qui della paura della firma. Ora, non è un alibi la paura della firma. Non occorre nemmeno abusare fin troppo del principio e del concetto dell'abuso della firma. Chi ha coraggio di decidere, chi non ha coraggio di decidere, non deve andare a fare il sindaco, non deve andare a fare il presidente della provincia, non deve andare a fare il ministro, non deve andare a fare l'assessore regionale. Noi, i nostri sindaci della Lega, hanno sempre avuto molto coraggio nelle decisioni e nel prendersi le responsabilità.
Qual è il problema della firma? È che nel momento in cui anche solo c'è un rischio ventilato di quella che è una responsabilità contabile, qual è la prima macchina che si ferma? È la macchina burocratica, perché oggi con le riforme che sono state fatte ancora ai tempi della Bassanini, chi firma spesso è il funzionario. Ma nel momento in cui lì sì c'è la paura di quelle che possono essere le eventuali conseguenze del proprio atto, nulla si produce e tutto si autocommissaria. Però, visto che viene sollevato questo tema anche da parte anche dell'opposizione, però, colleghi senatori, chi intimorisce, chi ha veramente la paura della firma, non sono i disonesti, ma sono gli onesti. Ed è per quello che noi riteniamo questa legge una legge non solo opportuna ma anche necessaria. Il motivo per il quale noi la votiamo a favore, noi tutti il gruppo della Lega, è forse perché nel momento in cui viene stigmatizzata e definita la colpa grave, si prende in considerazione che nella valutazione della colpa si dovrà guardare anche il grado di chiarezza, di precisione delle norme. Una norma ambigua, una norma fumosa, chiaramente può lasciare degli spazi. E quello che accade è che finché tu aspetti a capire se è in corso veramente una colpa grave o una colpa lieve o senza nessuna colpa, passano gli anni e subisci magari anche dei procedimenti profondamente infanganti. Riteniamo di votarla perché fino ad oggi vi era anche la preoccupazione di trovare degli accordi. In questa norma si limita la responsabilità per dolo nel caso in cui si abbiano delle conclusioni di accordi di conciliazione, procedimenti di mediazione, conclusione di procedimenti con accertamento con adesione. E non stiamo parlando di procedimenti dove si esclude il darsi, sono dei procedimenti in cui si dà, dove si versa, dove si paga. È chiaro che in questo la responsabilità deve essere limitata all'ipotesi puramente dolosa. La votiamo come gruppo della Lega perché finalmente si introduce una presunzione di buona fede. C'è un problema fra il rapporto spesso fra il politico e il funzionario. Il politico non può e non deve avere la competenza del funzionario, altrimenti rischierebbe di essere lui stesso per primo un burocrate. Ma nel momento in cui io prendo una decisione politica verso una direzione nella mia amministrazione e ho il mio funzionario che mi dichiara è tutto in regola, quella mia azione non può essere valutata come un'altra. È chiaro che lì si presume che io abbia agito in buona fede. La votiamo perché, è vero, è stata introdotta dei limiti nel risarcimento dei danni. È vero, sono stati introdotti dei limiti, ma non lo dite a tutti coloro che ci seguono che questi limiti sono introdotti non per coloro che rispondono a titolo di dolo. Chi commette un fatto doloso paga integralmente. Le fattispecie colpose, tenendo conto di quello che abbiamo detto sopra, dell'ipotesi di colpa grave, delle difficoltà che ci possono nella lettura della norma, riteniamo che anche questa norma, per quanto abbia destato anche un po' di perplessità, debba essere anche condivisa. Abbiamo poi delle altre importanti norme che riguardano la riorganizzazione stessa della Corte dei Conti. E ne sottolineo solo un paio, ne sottolineiamo solo un paio, per capire quanto è importante. Uno, si invita e si farà una razionalizzazione del quadro normativo, raccogliendo le norme in codici, in testi unici. Questo per fare sì che tutta la normativa che riguarda l'organizzazione della Corte dei Conti e lo svolgimento dei procedimenti sia chiara, sia nello stesso complesso. E due, che sia prevista il rimborso delle spese legali per chi è sottoposto a un procedimento, magari ingiustamente, alla fine è riconosciuta la sua non responsabilità e si trova comunque a avere pagato comunque, perché deve pagare il legale. Per queste ragioni noi insistiamo affinché questo provvedimento possa trovare e diventare definitivamente legge. Noi siamo dalla parte degli amministratori, lo siamo sempre stati.
Riteniamo che l'amministratore onesto, l'amministratore che ha il coraggio di prendere le proprie decisioni, non deve essere che non supportato e non invece ad essere esposto continuamente a una spada di Damocle e a un rischio costante che quella che è la sua attività possa essere poi rivolta davanti a giudici e soprattutto con grossissime responsabilità economiche. Grazie. Grazie senatore. Qui Parlamento. Sai cos'è l'isola di White? È per noi l'isola di chi ha negli occhi il blu della gioventù, di chi canta hippie 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 hippie. Al mercato un dia andai così per curiosare qui e là e non sapevo cosa fare. Fra divise blu e giacche lunghe di lame ho visto te, miraggio bianco intorno a me. Sai cos'è l'isola di White? È per noi l'isola di chi ha negli occhi il blu della gioventù, di chi ama hippie 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 hippie. Senza una valigia io e te siamo partiti un giovedì, nei nostri occhi c'era un sì. Pioggia di farfalle intorno a noi, mi davi la tua gioventù, nessuno mi ha fermato più. Sai cos'è l'isola di White? È per noi l'isola di chi ha negli occhi il blu della gioventù, di chi canta hippie 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 hippie. Sai cos'è l'isola di White? È per noi l'isola di chi ha negli occhi il blu della gioventù, di chi ama hippie hippie hippie. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la Lo so io, è come quando si parla male del PD, anche quando vi tiro fuori la musica anni 60-70, vi faccio drizzare le antenne. Sì, sono i Dig Dig, naturalmente, con l'isola di White, nostalgia degli anni 60, 70, 80, tranquilli, e siamo tutti fricchettoni. Sammy Varin è uno di voi, ma è uno di noi anche Gianfranco Mulas, ciao! Ciao Sammy, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Tu sei un po' fricchettone sei, perché sei uno di quelli che... Io sono tantissimo fricchettone, in modo particolare della musica degli anni 60, 70, 80, mi trovi
proprio in pieno. E si vede perché hai un entusiasmo incredibile quando organizzi questi eventi che ci fanno rivivere proprio quegli anni 60, 70, 80. Hai fatto un festival, il Festival Nazionale della Canzone Italiana al Teatro Comunale di Luino in provincia di Varese in collaborazione con la Compagnia delle Note, che è stato non pieno ma pienissimo, gente che arrivava da mezza Italia. È stato un grandissimo successo perché è arrivata gente da tutta Italia, hanno prenotato, non solo hanno prenotato ma hanno prenotato l'albergo, i ristoranti, quindi sono venuti per vedere tutti questi grandi artisti che noi in una serata abbiamo fatto sentire a tutti i presenti e tutti abbiamo rivissuto quei magnifici anni, abbiamo ricordato queste canzoni. È stato la seconda edizione del Festival Nazionale della Canzone Italiana degli anni 60, 70, 80. Quest'anno sarà il 10 di ottobre e andremo con il terzo Festival della Canzone Nazionale degli anni 60, 70, 80. Tante sono le novità e siamo all'opera perché abbiamo già preso i contatti con tanti artisti nuovi che saranno presenti quest'anno. Cioè chiaramente nuovi e tra virgolette. Nuovi nel senso che sì, è vero. No, nuovi nel senso che non sono ancora venuti al festival anche perché Gianfranco c'è un sottobosco di questi artisti ancora seguitissimo, cioè questi artisti vanno meno in televisione perché sempre in televisione bisogna mandare, adesso poi c'è il festival di Sanremo eccetera, ma sono ancora amatissimi e il pubblico a volte è un po' disperato, nel senso che non sa dove trovarli, non sa dove poterli rivedere e farsi fare l'autografo, riapplaudire, ma soprattutto rivivere quelle canzoni che ci fanno tornare giovani, ci fanno ricordare tutte le cavolate che abbiamo combinato in passato ed è bellissimo ricordarli tutti insieme. Allora, noi il 23 di gennaio al Teatro delle Arti non sarà un festival, sarà un ricordo dei migliori anni con grandi artisti. Ci sono i Dick Dick, c'è Mal, c'è Giampieretti, Donatello, Santino Rocchetti, Bruno Castiglia dei Bisonti, Claudio Daiano, che tu in apertura hai trasmesso l'Isola di White. Claudio Daiano è il paroliere, l'autore dell'Isola di White, ma non solo dell'Isola di White, ma ha scritto canzoni per la Bertè come Sei bellissima, per i Nomadi Un pugno di sabbia, per Iva Zanicchi, la Cigliola Cinguetti, e quindi ci sarà anche Claudio Daiano presente a quella sera che ci farà vivere e ci ricorderà come nascono le canzoni e ci racconterà di ognuna di queste canzoni qual è stato l'aneddoto che gli ha permesso di poter scrivere questi meravigliosi testi. Quindi Claudio Daiano, anche lui poi farà con un ballo, farà una cosa molto, molto bella e simpatica. Questa è una notizia, signori, non è che dovete aspettare il 10 ottobre per il prossimo festival della canzone italiana anni 60, 70, 80 e arrivare fino a Luino, che comunque è un posto bellissimo. Io sono passato, mi sono fermato prima a cena, ho fatto una passeggiatina sul lago con la moglie e dopo si va all'evento, quindi ne vale assolutamente la pena già farci un pensierino. 10 ottobre Luino Varese, ma c'è un appuntamento già l'Echia du Pass, venerdì 23 gennaio a Gallarate, sempre in provincia di Varese, ma molto più raggiungibilissimo anche da Milano, da Monza, eccetera, un altro mini festival con però pezzoni della miseria da palco. Sono i migliori anni della canzone italiana, ma anche della nostra vita, diciamo. Certo. Quindi, migliori anni. Abbiamo in quella serata abbiamo una grandissima opportunità che il passato diventa presente e quindi riviviamo tutti assieme il passato in 2 ore e mezza che diventa
il nostro presente, quindi con tutte le più grandi canzoni, dai Dick Dick, Mal, insomma Giampieretti, Donatello, Santino Rocchetti, Bruno Castiglia dei Bisonti, quindi Claudio Dagliano, e poi c'è una novità che questo soprano che aprirà la serata cantandoci, adesso faccio fatica perché è russa, faccio fatica a dire il nome, quindi in questo momento me ne scuso. Piacerà di sicuro perché il target sarà assolutamente importante, gente che vuole ascoltare bella musica, quella che purtroppo oggi non si fa più, ed è anche per questo che chi ha una certa esperienza musicale e di vita è abbastanza sul disperato in questi anni, perché sono difficili da ritrovare questi artisti anni 60, 70, 80, in TV li mandano poco e negli eventi bisogna essere fortunati e ritrovarli vicini a casa. Signori, se abitate in provincia di Milano o nell'Interland, Varese, Monza, Como, direi di farci un pensierino per il 23. Il numero di telefono, sì, il numero di telefono se volessero subito prenotare. Dai. Quindi allora il numero di telefono a cui dovete chiamare è il 346 10 53 876. Ripeto, 346 10 53 876. Potete telefonare e prenotare la vostra poltrona al Teatro delle Arti. Cioè, ragazzi, potete portare la vostra mamma, il vostro papà, ma ci andate anche voi più giovinetti. Poi, se portate anche il nonno o la nonna, li fate solo che contenti, perché potranno vedere un Mal in perfetta forma. Cioè, questo sembra un cinquantenne e di anni mi pare che ne abbia 80, 80, forse 81. Mamma mia. Ragazzi, è in forma più che mai, è un mostro da palcoscenico in senso buono, perché è sempre bellissimo, ma insieme a lui tantissimi altri artisti che ti danno una forza di vivere, cioè esci da questo spettacolo che ti senti bene, è come aver fatto una seduta di massaggi, di quelli fatti bene, eccetera, solo che questi non sono cinesi. Giampieretti ha 85 anni, Mamma io mia. lo chiamo il birichino della compagnia perché lui è sempre lì, ancora un ragazzino che salta come un grillo, che fa battute ancora come se avesse 20 anni, e ha già 85 anni, ma Giampieretti posso dire che è un grillo da palcoscenico, insomma, ecco, quindi è veramente bello vederlo e anche ascoltarlo, insomma. Ma certo, e intanto ci ripuliamo un po' le orecchie dalle tante schifezze che siamo obbligati e saremo obbligati ad ascoltare tra poche settimane a Sanremo, prepariamoci. Io lo ripeto, il numero di telefono è 346 10 53 876, 346 10 53 876 per prenotare questi anni 60, 70, 80 a Gallarate, al Teatro delle Arti di Gallarate, i migliori anni, targato venerdì 23 gennaio, immagino ore 20:30, giusto? 21. Ore 21. E signori, preparatevi perché questi eventi non durano mezz'oretta o un'oretta, ma se vi fermate si va avanti. A un certo punto ti portano la copertina, potete fermarvi a fare colazione la mattina, scherzo, però si va avanti parecchio perché poi il divertimento è contagioso, capito? E poi non ti accorgi più di avere 70 o 80 anni, ma ti sembra di avere ancora 20, 30, 40 anni, ti alzi in piedi, inizi a muoverti, a ballare o batti semplicemente il piedino, che già quello è stupendo, e se si riesce per qualche ora a strappare un sorriso e dei bei ricordi fa davvero bene alla salute. Quindi Gianfranco Mulas, complimenti. Abbiamo già diverse persone che mi hanno telefonato, che vogliono incontrare Mal, che una ragazza che sarà presente, viene con la mamma, mi ha pregato se posso fare incontrare Mal alla mamma, perché all'epoca era una sua fans, e quindi viene la figlia, porta la mamma, insomma, al teatro. Assolutamente. E quindi
e quindi c'è parecchia gente viene apposta per vederli, insomma, dal vivo proprio, per farsi l'autografo, per farsi qualche foto, e quindi chi volesse non c'è problema, poi mi vedono, mi chiamano, mi faccio volentieri incontrare con gli artisti e farsi fare e fare con loro una foto, insomma. Stupendo, ritorneremo ragazzini per qualche ora, davvero. Grazie Gianfranco Mulas per quello che fai con questo entusiasmo. Grazie a te Sammy e alla tua radio che mi dai sempre dello spazio. Grazie Sammy. Grazie. Molto gentile. Buona musica, ci vediamo 23 gennaio venerdì al Teatro delle Arti di Gallarate con I migliori anni. Ciao, grazie. Ciao, grazie a tutti. Ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Cari amici di Radio Libertà, cari ascoltatori, buongiorno. Io sono Gaia Acerbis e devo dirvi la verità, devo dirvi che io quest'oggi sono un po' emozionata perché è il mio primo e vero collegamento. Il mio papà Alberto, che molti di voi sono sicura già conosceranno, mi ha detto: Gaia, mi raccomando, fai una bella offerta ai nostri amici di Radio Libertà. Quindi scusatemi in anticipo se non sarò brava come lui, però ci provo e vi parlo del nostro olio Acerbis. Olio Acerbis è un olio extravergine di oliva 100% italiano da olive italiane certificate all'origine estratto a freddo. E pensate che proprio in questi giorni stiamo imbottigliando come ogni mattina sulle sponde del lago di Garda l'olio nuovo. E la mia offerta per voi questa mattina è proprio questa: olio nuovo al prezzo vecchio. 6 bottiglie da 1 litro, 84 euro con trasporto gratuito in tutta Italia. Ricordo che olio Acerbis, oltre a far bene alla salute, è un olio che non copre i piatti ma li accompagna e vi fa riscoprire i sapori semplici di una volta. Per ordinare potete chiamare il numero 030 68 40 408 oppure andare sul nostro sito www.olioacerbis.com. Mi raccomando amici, approfittatene finché c'è disponibilità e ricordatevi sempre che l'olio buono è un nutraceutico a metà tra un condimento e un medicinale. Io vi ringrazio, ordinate e dite: ho ascoltato Gaia su Radio Libertà, così mi fate fare anche una bella figura a casa e questo non guasta mai. Io vi abbraccio, una buona giornata, viva l'Italia, viva le cose buone. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. And it has no reason when you feel like bleeding, and it's just like a demon. I'm about to explode, and I can't understand why. I just wanna be alone. It's because I'm flying too high. I'm turning high. I feel strong as a warrior. I'm about to shoot, but I'm not ready. I'm a warrior. My body's burning and I can't see the fire. Red is all around me that I'm gonna sparkle. Knock him out, knock him out, knock him out. Worry about. Knock him out, knock him out, knock him out. Yeah, I'm loud. Knock him out, knock him out, knock him out. Worry about. Knock him out, knock him out. Burn with most in the tunnel. Jumping into the void, to see from distance. There was nothing to avoid. Wonder the meaning of existence. I
I can brew with this mask and look at my past like through a screen, the present through a looking glass, and the future is a blank paper. I'm turning gray, I feel strong, yes, a warrior. I'm about to shoot it, but I'm not ready, I'm a warrior. My blood is burning and I can't see the fire. Red is all around me, that all I thought had sparkles. Knock him out, knock him out, knock him out. Don't worry about. Knock him out, knock him out, knock him out. Get out loud. Knock him out, knock him out, knock him out. Don't worry about. Knock him out, knock him out. Borrow him most and not throw. Pompami il prog, ragazzi, è roba buona questa, se amate il genere, poi se siete fan di Radio Libertà, il mondo di Tarkus, storica trasmissione prog, loro si chiamano Ephemeral, Look Him Out, lasciarli fuori. Quanti che vorremmo lasciarli fuori. Nati nel 2021 dalle ceneri di un gruppo prog romano, i Floating Minds, tutti diplomati o diplomandi al conservatorio. Ephemeral, li trovate facilmente su YouTube e sugli store digitali. 11:36, stanno per partire i bacchettoni, ragazzi, ci colleghiamo tra poco con Matteo Orlando, ma prima ricordiamo la notizia del giorno. Dopo 423 giorni è stato liberato Trentini. Le prime parole: posso avere una sigaretta? Ci hanno trattato bene, non ci hanno torturato. Mattarella che chiama la mamma di Alberto, felicità dopo la sofferenza, Meloni ha ringraziato Rodriguez, il cooperante scarcerato insieme a Mario Burlò. Partito l'aereo per riportarlo in Italia, la trattativa e la mediazione degli Stati Uniti. Tutto questo in questo momento sul sito di Repubblica, ma anche il Corriere apre similmente con la loro foto insieme. Trentini liberato nella notte, l'accelerazione e la rasatura prima del rilascio. Le prime parole:
e le prime parole erano proprio quelle: datemi una sigaretta. Felicità da una parte, ma chiaramente anche quello che sta accadendo da una parte in Venezuela e dall'altra in Iran. Teheran dice pronti alla guerra ma anche al dialogo, SMS del regime alle famiglie: tenete i figli lontani dal